I carabinieri della compagnia di Scalea hanno fermato due giovani romeni di 34 e 24 anni con l'accusa di aver rapito e costretto alla prostituzione una giovane romena di 17 anni. La ragazza, che è anche madre di un bimbo, era stata rapita a Barletta e portata in Calabria, dove era stata rinchiusa in un appartamento utilizzato per le vacanze estive. Dopo qualche giorno la giovane è riuscita però a fuggire, approfittando dell'assenza dei suoi carcerieri, che avrebbero anche abusato sessualmente di lei. Due persone, padre e figlio, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Paola nel Cosentino per possesso di armi. I due, che si ritengono affiliati al clan muto dell''Ndrangheta, sono Franco e Pierfrancesco Pinto, di 52 e 20 anni, di Cetraro, già noti alle forze dell'ordine, che erano in possesso di 5 pistole, alcune con matricola Brasa, e di un fucile a canne mozze calibro 12. Tra le pistole anche una Parabellum e una 357 Magnum di fabbricazione israeliana, di cui si sta cercando di scoprire la provenienza. Non nasconde la preoccupazione il sindaco di Isola Caporizzuto, Carolina Girasole, dopo il raid che ieri ha devastato gli uffici demografici e tributi del comune, lasciando messaggi di minacce nei suoi confronti. Ieri lo stesso sindaco è stato ricevuto dal prefetto, che si è riservato di adottare ulteriori misure di protezione dopo l'esito delle indagini sull'ultima incursione al comune. Domani nella sala giunta del comune arriverà la parlamentare Doris Lomoro del PD, che farà il punto della situazione con il primo cittadino e tutti i consiglieri di maggioranza, e per vedere quali azioni intraprendere. Si è conclusa la seconda fase del convegno La Ferita, l'area grigia dell''Ndrangheta, organizzato per il secondo anno dal Museo dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale Auditorium Nicola Calipari. Tema conclusivo: la criminalità dei potenti tra mafia e politica, con gli interventi fra gli altri di Pietro Grasso, Nando Della Chiesa ed Enzo Ciconte.